Di Pietro, buongiorno innanzitutto, ma crede che sia inevitabile la nazionalizzazione del Monte dei Paschi ed è ciò che si auspica? Io credo che sia necessario evitare che si diano finanziamenti a vuoto senza le dovute garanzie. A fronte di questi finanziamenti, che è chiaro che noi non possiamo lasciare né i risparmiatori col cerino in mano e neanche le migliaia di lavoratori che lavorano all'interno del terzo istituto bancario italiano. Per garanzie che intende Di Pietro? Che io do i soldi ma mi prendo le azioni e che quindi e soprattutto le azioni e tolgo il controllo alla fondazione, perché la fondazione si è dimostrata appunto essere un luogo più di interessi privati che di interessi pubblici. Quindi prevedendo dei poteri di governance poi effettivamente da parte dello Stato? Assolutamente. Io ritengo che sia necessario che lo Stato si garantisca con le azioni che si prende, con i soldi che versa, e che se nazionalizzazione deve essere data, nel frattempo e in via d'urgenza ed emergenza si deve procedere ai sequestri cautelari e conservativi di tutti i beni di quelle persone che a qualsiasi titoli o hanno contribuito a questa disfatta o hanno omesso di controllare. In questo momento è necessario. Questa idea bisogna sempre aspettare che arrivi la magistratura. Quelli che non hanno fatto il proprio dovere ne devono rispondere. Quindi io in questo momento credo che sia necessario ibernare o sul piano oggettivo tutto ciò che può essere corpo di reato o sul piano soggettivo coloro che possono inquinare le prove. Mi auguro da cittadino che da qualche parte di qualche palazzo di giustizia chiusa nella sua stanzetta ci sia qualche gip a riflettere su come provvedere al più presto.